Buonasera a tutti, io sono stata oggetto di un baratto in realtà, di uno scambio e per questo motivo così ho conosciuto Toti, cioè mi ero laureata con Argan e Fagiolo come correlatore e a un certo punto Fagiolo mi disse ma tu devi insegnare all'Accademia e soltanto che la possibilità che lui aveva di inserirmi all'epoca sfumò così molto rapidamente. Dopodiché arrivò un suo collega che gli disse: se tu mi scrivi la recensione per il secondo numero della Città di Riga, io prendo la tua allieva. E così entrai all'Accademia e devo dire fu un anno straordinario. Mi divertii come una pazza perché entrai quindi come assistente di boato e questo scontro questo sorta di litigio divertente, però comunque molto animato. Io assistetti a quella lezione, a quello scontro tra Rauschenberg e Warhol, quindi da una parte Rauschenberg e Warhol, scusate, dalla parte di Boato e dalla parte invece di Toti. Toti difendeva strenuamente gli espressionisti astratti e diventò molto accalorato e ci fu appunto questa lezione straordinaria, devo dire, perché erano due mondi che si scontravano, ma che erano testimoni di un momento che avevano vissuto e dunque io ero diventata in un certo senso parte di quella storia. Questo fu il primo incontro, il primo anno, dopodiché ci fu un secondo momento di frequentazione della casa di Toti e poi una terza al momento finale che è stato un momento diciamo più emozionante, erano gli ultimi anni, mio padre era il medico di Toti e di Gabriella e Toti e Gabriella mi dissero ma tuo padre è un po' matto, mi chiede se cosa sogno e quanto sogno e però c'era questo legame molto stretto dove io poi finii per fare un po' da infermiera di mio padre quando negli ultimi momenti di Gabriella soprattutto. Posso soltanto dire che è stato un momento, devo dire, molto per me importantissimo, molto formativo e straordinariamente bello. Grazie. Grazie a Esther Cohen, ringrazio tutti voi della disponibilità, non mi resta che chiudere, grazie per la bellissima serata che ci avete dato l'opportunità di condurre con questa bellezza, con questa gioiosità e con questa serenità. Grazie a tutti, auguri a tutti.